Allerta rossa per il maltempo, previsti nubifragi e raffiche di vento fino a 130 km all'ora, paura per frane ed esondazioni. A Pieve, tra cima al fiume Soligo, disposta l'evacuazione di alcune abitazioni e dalle 21:15 edizione straordinaria su Antenna 3. Le prefetture a confronto con l'unità di crisi della protezione civile riunita a Marghera, domani scuole chiuse nel Bellunese in 42 comuni della Pedemontana Trevigiana. Le ripercussioni sui trasporti, sospesa la circolazione dei treni regionali a lunga percorrenza tra Veneto e Friuli. Anche la TVO cancella i collegamenti di oggi e domani dei bus. Ilaria De Rosa è stata liberata con un decreto di espulsione. L'hostess 24enne di Resana era in carcere dallo scorso maggio con l'accusa di possesso di uno spinello durante una festa a Gedda. La tragedia di San Fior, costata la vita al 18enne Daniele Gnoffo, morto mentre provava la moto di un amico. L'incidente in zona industriale dove da tempo sono segnalate gare tra giovanissimi. Strage del cavalcavia un mese dopo. Le prime analisi sulla scatola nera del bus rivelano che il disco potrebbe essersi danneggiato durante la caduta. La morte di Don Davide Schiavon, direttore della Caritas Tarvisina, i funerali fissati per lunedì alle 11 in cattedrale. Il corpo sarà tumulato nel cimitero di San Donà. Sport, rugby, archiviato il pareggio contro i campioni in carica del Munster. I leoni del Benetton si proiettano verso la prossima sfida con i sudafricani del Lions. Per Padovani bisognerà fare ancora meglio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano l'allerta rossa per il maltempo che sta interessando la nostra regione, in particolare tutta la fascia pedemontana. E in provincia di Treviso le maggiori preoccupazioni proprio in queste ore nella zona del Solighese. Ci colleghiamo quindi subito con Pieve di Soligo con i nostri inviati Daniela Sizia e Nicola Marcato. Buonasera Daniela. Buonasera Marta, buonasera anche ai telespettatori. Ci troviamo a Borgo Stolfi, a Solighetto, nel comune di Pieve di Soligo, e questa è la zona che è andata già sott'acqua. Io sono anche in compagnia di un residente, vedo che state andando su e giù, vedete ovviamente tutto è stato tutto bloccato. Siete preoccupati? Sì, abbastanza, nel senso che se continua a piovere c'è il pericolo che il fiume adesso salti di qua. Ecco, abbiamo visto che proprio fa paura in questo momento. 80 centimetri, però dipende sempre cosa sta facendo in montagna. Ecco, fra l'altro ci diceva anche il sindaco, vedendo le previsioni, insomma è prevista una nuova ondata verso le 8:30, no, di questa sera. Aspettiamo, siamo qua, vediamo. Preoccupati, vedo che state andando su e giù. Più che altro c'è da capire se è necessario intervenire, per cui allertare le forze di protezione civile o comunque chi può dare una mano e vedere che cosa succede. Grazie. Ecco, vi faccio vedere il Soligo, siamo proprio a qualche metro. Marta, eccolo qua, lo vedi qua, ovviamente hanno anche chiuso il ponticello perché è pericoloso, lo vedi, fa davvero paura, la corrente è tanta, guarda, è arrivato fin qua e come dicevo è prevista, non ha mai smesso di piovere, ma è prevista una nuova perturbazione importante, diceva il sindaco Soldani, intorno alle 8, quindi sono molto preoccupati. 2 famiglie sono state evacuate in via precauzionale perché insomma le loro abitazioni si trovavano nella zona più bassa, e qua i cittadini ovviamente non sono a casa, stanno facendo su e giù per cercare di monitorare il fiume. È una situazione in questo momento che è in divenire perché ogni giorno, ogni ora, scusate, diventa sempre più difficile. Fra l'altro qui, ma la stessa situazione anche a Farra di Soligo, questa è la zona più a rischio, ma ci diceva il sindaco si vede la situazione anche nel ponte di Pieve di Soligo. Guardate, qua è ben evidente, davvero, se si alza, si sta alzando a vista d'occhio, se si alza potrebbe davvero di nuovo tracimare e questo borgo insomma finire sott'acqua. Come vedete c'è un via vai di persone, noi siamo sotto l'acqua per ora. Non piove tantissimo, ma la situazione è davvero preoccupante, da quello che ci dice il sindaco, che fra l'altro ci raggiungerà fra qualche minuto, perché dice vado a casa almeno a cambiarmi perché qua
piove, continua a piovere e il sindaco per tutto il giorno è stato in giro per queste vie. Guardate qui fa davvero paura il fiume, potrei allungare quasi la mano e toccare l'acqua, il che è davvero una situazione difficile, e come vedete tutte le persone stanno cercando di capire che cosa fare. Un signore ci diceva: io a questo punto prendo la famiglia e vado da alcuni parenti in un altro comune, poi vediamo come va la situazione. Marta, questa è la situazione per il momento. Come dicevo, Pieve di Soligo, tutta la zona pedemontana, Pieve di Soligo, Fara di Soligo è nella stessa situazione. Ci sono vari punti dove potrebbe tracimare, dove è già tracimato, e siamo in attesa. Noi siamo in attesa un po' come loro, stiamo cercando di capire cosa fare. La protezione civile è già allertata, sta girando per le vie, sta girando per i borghi. Questo è il borgo più basso, fra l'altro, ed è la zona dove quando accadono queste ondate di maltempo è la zona che effettivamente è più a rischio. Ecco, qui vedete tutto chiuso, si viene soltanto a piedi. Ci diceva il sindaco: evitate di andare dove ci sono insomma le rive, perché ci sono degli smottamenti e la zona è pericolosa, quindi massima attenzione, e l'appello anche ai cittadini di evitare di avvicinarsi proprio sulle rive, di avvicinarsi sulle stradine, perché insomma c'è il rischio proprio di smottamenti. L'appello del sindaco proprio ai cittadini di non. Abbiamo visto anche molti cittadini che si avvicinavano davvero tanto per cercare di fare delle immagini o delle foto. Ecco, il sindaco ha lanciato l'appello anche a noi: evitate insomma di avvicinarvi in questo momento, e soprattutto nelle prossime ore, visto che è prevista ancora maltempo, ancora pioggia. Ripeto, adesso sta piovendo ma non tantissimo, ma le previsioni non danno nulla di buono, ecco. Marta, qui da Pieve di Soligo è davvero tutto. Se tu non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie Daniela, naturalmente buon lavoro a te e Nicola Marcato per questa lunga nottata che, lo ricordiamo, continueremo a seguire con un'edizione straordinaria del nostro telegiornale a partire dalle 21:15 e poi domani mattina in diretta dalle 8. Ma in diretta ancora andiamo ora a Marghera, dove c'è la nostra Ilaria Marchiori con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. A te Ilaria, buonasera. Sì, buonasera Marta, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo qui appunto insieme all'assessore per sapere quali sono gli aggiornamenti al momento. Diciamo che i fenomeni attesi si stanno scaricando al suolo. Abbiamo avuto precipitazioni piovose particolarmente rilevanti nella pedemontana trevigiana, in modo particolare anche vicentina. Abbiamo registrato oltre 100 mm, mi pare 106 al momento nel pluviometro di Follina, e questo sta comportando l'ingrossamento del Soligo e anche di altri corsi d'acqua nella zona del Vicentino. Abbiamo avuto qualche fenomeno franoso a Fener, nella parte alta della provincia di Belluno, un allagamento in comune di Alpago. Insomma, vari fenomeni che ovviamente sono conseguenti alle precipitazioni copiose a cui stiamo assistendo. Nelle prossime ore continuerà ancora a piovere. Senta, Assessore, visto che lei sta monitorando continuamente anche insieme a tutta la protezione civile, insomma lo vediamo qui, siamo anche nella sala operativa, sta vedendo dei cambiamenti rispetto a quanto era previsto minuto dopo minuto, visto che continuiamo a sentire qui in diretta gli aggiornamenti? No, diciamo che sostanzialmente le previsioni sono state abbastanza azzeccate. Allo stato attuale abbiamo registrato vento nella zona costiera inferiore rispetto alle previsioni, però diciamo che il fenomeno non è ancora terminato, quindi siamo in attesa di vedere le prossime ore. Qualche zona maggiormente attenzionata? Ma diciamo che in questa fase le zone attenzionate sono quelle montane e pedemontane, per il rischio di frane, per il rischio di allagamenti localizzati.
Poi dopo nelle ore successive monitoreremo in maniera particolare, ma lo stiamo già facendo, i principali corsi d'acqua, perché a fronte di precipitazioni piovose copiose evidentemente poi tutti i principali corsi d'acqua alzeranno i loro livelli e quindi saranno necessarie determinate azioni. È appena entrata in funzione, a titolo esemplificativo, la cassa di espansione sul Musone dei Sassi, che serve a preservare gli abitati che sono a valle, a iniziare da Castelfranco Veneto, e quindi adesso ci sarà un calo del livello che ha già superato il secondo livello di soglia di allarme, e quindi ho appena sentito il sindaco e si abbasserà, e quindi è un esempio degli interventi, delle manovre che vengono effettuate quando ci sono questi eventi. Ecco, ringraziamo l'assessore Bottacin per questi aggiornamenti continui che gentilmente continuerà a fornirci anche nel corso poi della nostra edizione straordinaria. Se non ci sono domande per l'assessore, Marta, io qui da Marghera restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, a te e all'assessore Giampaolo Bottacin. Dicevamo dunque la fascia maggiormente attenzionata è proprio quella della Pedemontana. C'è un aggiornamento che ci arriva ora dal sindaco di Asolo relativo ad uno smottamento in via Risorgimento, una tracimazione in via Faliere. Per quanto riguarda il Musone ramo Castelcucco, l'acqua è arrivata al livello della trave del ponte, con tracimazioni dell'acqua al margine della provinciale. Per quanto riguarda invece il ponte tra Asolo e Fonte, l'acqua è ancora a 30 centimetri dal ponte. Questo ci aggiorna il sindaco di Asolo. E l'allerta rossa appunto per questa forte perturbazione ha portato la prefettura a decidere per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole negli oltre 40 comuni della Pedemontana trevigiana. Sentiamo. Scuole chiuse domani nei 42 comuni della Pedemontana trevigiana, da Vittorio Veneto a Conegliano, da Asolo a Montebelluna, da Pieve di Soligo a Nervesa della Battaglia. La decisione della prefettura dopo il confronto con l'unità di crisi regionale che ha chiesto lo stop all'attività scolastica per le zone più a rischio delle province di Treviso e Belluno, le più interessate dal ciclone Charan che sta investendo l'Europa. L'allarme per criticità idrogeologica scattato alle 14 di oggi fino alla mezzanotte di venerdì ha indotto le autorità a concertare la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, ma anche molti comuni come Sarmede e Cappella Maggiore a disporre già oggi pomeriggio l'uscita anticipata di bambini e ragazzi e a sospendere attività sportive ed eventi. Il comune di Vittorio Veneto ha aperto il COC, il centro operativo comunale, in attesa della violenta perturbazione prevista per stasera e per le prime ore di domani mattina, che si abbatterà su un territorio già zuppo d'acqua. Lo stesso sta facendo la vicina provincia di Pordenone. Abbiamo scuole chiuse, scuole di tutti gli ordini e gradi chiusi sul territorio, la sospensione del trasporto pubblico locale, la chiusura dei parchi e quindi una situazione di massimo controllo e attenzione sul territorio. L'intento è quello di contenere il più possibile i rischi sulle strade. Sono state prese queste misure importanti precauzionali per evitare che ci sia molta gente che contemporaneamente si sposta sul territorio in caso di emergenza, quindi l'allerta rossa parte dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di domani, quindi l'attenzione è massima. Dal confine con il Friuli, dove è il Meduna a essere monitorato, alla cassa di laminazione di Prade e Gai a Porto Buffolè, dove è esondata l'acqua del Rasego. Le precipitazioni nella fascia montana e pedemontana ingrosseranno nuovamente i fiumi. Lungo il Basso Piave ci si sta preparando. Avremo un pomeriggio, una nottata difficile, speriamo bene. Ecco, vi ricordo dunque i comuni che domani chiuderanno le scuole, li state vedendo scorrere nei sottotitoli, sono Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Fara di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Giavera del Montello, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Pieve
Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto e Volpago del Montello. In tutti questi comuni dunque domani le scuole saranno chiuse. C'è anche una notizia che ci arriva da Valdobbiadene, dove l'amministrazione comunale ha messo un'ordinanza nella quale si invita la popolazione della località di San Vito a non utilizzare l'acqua per scopi alimentari. La comunicazione è arrivata da ATS. A causa delle forti piogge c'è stato infatti un aumento delle impurità nell'acqua. Per far fronte alla problematica si è già provveduto attraverso delle manovre alla rete idrica a cambiare la fonte di alimentazione. Domani l'ULSS effettuerà nuove analisi per verificare se il problema permane o meno. La popolazione naturalmente verrà aggiornata. E poi le ripercussioni sulla circolazione. Per decisione di Trenitalia è sospesa la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza sulla tratta Portogruaro-Casarza e Portogruaro-Trieste. Lo rende noto il presidente della regione Zaia. I collegamenti ferroviari nel Veneto orientale sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia. Risultano già cancellati tutti i regionali veloci Venezia-Trieste e viceversa. E anche l'azienda di trasporto del Veneto orientale ATVO ha sospeso per oggi e per tutta la giornata di domani i collegamenti bus verso il Friuli. Operano invece regolarmente i servizi nel territorio veneto, conclude il presidente. Per quanto riguarda il maltempo abbiamo ancora un aggiornamento che ci arriva da Miane, dove in via Canal la strada è stata chiusa al traffico per uno smottamento che ha provocato un parziale cedimento della carreggiata della sede stradale. Non risultano comunque veicoli coinvolti, quindi nessun danno a persone o cose. Chiudiamo per il momento questa pagina dedicata al maltempo per parlare ora della liberazione dell'hostess 24enne di Resana, Ilaria De Rosa, che era in carcere dallo scorso maggio in Arabia Saudita per essere stata trovata in possesso, questa l'accusa, di uno spinello durante una festa a Jeddah. Con la mamma non ho proprio parlato. Li conosco di vista, ma non c'è nessun contatto. Siete contenti che è stata liberata? Ci mancherebbe. È una ragazza che l'ho visto crescere e penso in questa storia non c'entra niente. Porte chiuse, campanello disattivato. Nella bifamiliare dove Ilaria De Rosa è cresciuta c'è tanta emozione ma poca voglia di parlare. La notizia del rilascio della 24enne hostess incarcerata a Jeddah in Arabia Saudita lo scorso maggio perché trovata in possesso di uno spinello trapelava già da martedì, ma solo la conferma con l'arrivo in Italia con un decreto di espulsione su un volo della Saudi Arabian Airlines ha messo la parola fine ad una vicenda che ha lasciato la marca con il fiato sospeso. Ad ufficializzare il rientro il senatore di Forza Italia, il vicentino Pierantonio Zanettin, che ha ringraziato per il lavoro il ministro Tajani e la Farnesina. I funzionari della Farnesina mi hanno detto che la ragazza è in buone condizioni di salute e ha ringraziato il nostro console a Jeddah per la costanza e assistenza prestata. La famiglia ha chiesto ora riserbo sulla vicenda per consentire a Ilaria di dimenticare questa brutta storia e recuperare la propria serenità di vita. Il suo rientro a casa infatti resta avvolto nel mistero. La destinazione finale della ragazza, atterrata a Fiumicino poco dopo l'una di oggi, è stata, riferiscono fonti, modificata nel corso della giornata per evitare l'incontro con le troupe di giornalisti, reporter che sono stati dribblati anche in aeroporto a Roma quando Ilaria è stata accompagnata dalle forze dell'ordine all'uscita attraverso un altro varco. Diverse le destinazioni ipotizzate: la casa della mamma a Castelmino di Resana, dove da ieri è arrivata anche la sorella, oppure Vedelago, dove abitano i nonni, o ancora Belgio, dove si trova il papà. Serve un periodo di tranquillità per la famiglia, è quello che secondo me serve davvero, e appena potrà ci incontreremo, abbracceremo Ilaria, quindi però gli ho augurato con un messaggio poche ore fa la massima serenità per questi giorni dopo questi brutti momenti che hanno vissuto come famiglia. Ilaria De Rosa, arrestata con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente, si è sempre professata innocente. Il suo caso era emerso a metà maggio quando la mamma si era rivolta ai carabinieri di Castelfranco Veneto per denunciarne la scomparsa.
Solo l'interessamento della Farnesina aveva fatto emergere la verità. L'arresto prima e la detenzione poi, terminata ieri, dopo 6 mesi. Ed ora la tragedia di San Fior, costata la vita al 18enne Daniele Gnoffo, morto ieri pomeriggio mentre provava la moto di un amico. Una rosa rossa ed un biglietto. Ciao Daniele, fai buon viaggio. Sotto una pioggia battente, avvolto nel cellophane, rimane questo messaggio in via Galilei a San Fiore a salutare Daniele Gnoffo, 18 anni, morto ieri pomeriggio dopo aver perso il controllo della moto di un amico. Qualche chilometro più in là, a Castello Roganzuolo, in via Baracca, c'è una famiglia distrutta dal dolore. Mamma, papà ed il fratellino che in un pomeriggio di festa aspettavano Daniele e non li rivedranno più. Cosa esattamente sia accaduto in via Galilei lo stabiliranno le indagini. Nelle prossime ore la Procura di Treviso valuterà se aprire un fascicolo sull'incidente e se in quel momento fossero in corso delle gare o delle esibizioni di giovanissimi. Quel che è certo è che in via Galilei c'erano diverse decine di ragazzi con moto e motorini e che Daniele si è messo in sella della 2 ruote di un amico per provarla. Poco dopo la perdita di controllo del mezzo e lo schianto, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 18enne, morto poco dopo nonostante i disperati tentativi dei sanitari di salvarlo. La notizia della tragedia ha fatto rapidamente il giro del paese, lasciando sotto shock l'intera comunità. Tutti coloro che conoscevano Daniele lo descrivono come un bravissimo ragazzo con una grande passione per la moto e la bicicletta. Aveva gareggiato con le società di San Vendemiano, dove oggi tutti si stringono alla famiglia. Li conoscevo bene, conoscevo il papà e la mamma e anche il fratellino, e in principal modo conoscevo Daniele. Dire di Daniele un ragazzo pacato, buono, aveva il senso del gruppo e sapeva stare all'interno del nostro team in modo corretto e educato. Noi ci siamo permessi di fare un post sui nostre pagine social di cordoglio e di saluto alla famiglia e per far sentire loro la vicinanza. L'intera comunità di San Fiore è sotto shock per quanto accaduto ieri in via Galilei, una strada da tempo al centro delle polemiche per raduni di giovani con gare di impennate sulle moto. Affranto e desolato, il sindaco di San Fior, Giuseppe Maset, nel portare le condoglianze ai familiari di Daniele Gnoffo a nome di tutta la comunità, non nasconde l'amarezza per quanto accaduto. Da mesi in via Galilei vengono segnalati raduni di giovanissimi che si sfidano in gare di impennata in moto e scooter sul lungo rettilineo della zona industriale. È vero che è un anno circa che stiamo monitorando questi avvenimenti che succedono all'improvviso senza avvertimento, non sai, e quindi più di una volta sono intervenute le forze dell'ordine, carabinieri e polizia, ma arrivano e sono allertati e scappano. Ma adesso diciamo è una di quelle situazioni che i giovani cercano ste esagerazioni, come possiamo chiamarle, ste emozioni forti che però vedi poi finiscono in queste disgrazie immense. Più volte sono intervenute le forze dell'ordine, alcuni giovani sono stati identificati e sanzionati, ma non è bastato. Sembra si facciano ste gare o si corre con la ruota alta, ma abbiamo provato come si fa, qual è la soluzione? Questa è la domanda che ci facciamo continuamente, qual è la soluzione? Che bisognerebbe chiudere, non si può chiudere. Metterla una pattuglia costantemente là a monitorare, chiaramente non si può. Se tu dovessi mettere anche una telecamera, dovresti mettere uno seduto davanti al monitor per capire quando arrivano. Quindi veramente io sono sicuro che le nostre comunità hanno bisogno di essere, la parola rieducate è forte, ma di essere alimentate da relazioni migliori, non so come dobbiamo fare per aiutare questi giovani a esprimersi, a trovare le loro soddisfazioni, le loro gratificazioni senza mettere a repentaglio la vita. La strage sul cavalcavia di Mestre, le prime analisi sulla scatola nera del bus rilevano che il disco potrebbe essere stato danneggiato durante la caduta. Il contenuto della scatola nera su cui si conta insieme alle altre perizie disposte dalla Procura di Venezia per far chiarezza su cosa possa essere accaduto la sera del 3 ottobre scorso sul cavalcavia superiore di Mestre potrebbe non dare i risultati sperati.
La scatola nera, la cui perizia è stata affidata all'esperto informatico Chemello e contenente i video delle 2 telecamere del mezzo, sarebbe danneggiata. Il disco si sarebbe compromesso durante la caduta. Una prima visione infatti avrebbe mostrato solamente immagini parziali e non del tutto nitide. Intanto venerdì i consulenti tecnici dei 3 indagati e dei legali delle vittime si riuniranno proprio con l'ingegner Chemello per fissare i criteri di condivisione della scatola. Mentre la procura ha fatto richiesta alla società Yutong di poter accedere ai dati del cloud che ospita in remoto tutte le scatole nere dei bus elettrici prodotti dalla casa cinese, a cui può accedere solamente la Yutong o il titolare della società La Linea. Qui sono raccolti i dati riguardanti il funzionamento del bus in ogni sua parte, dal momento in cui viene messo in moto. Gli investigatori sperano di riuscire ad accedere dunque al cloud che si trova a Francoforte per trovare i dati necessari e capire se ci sia stato o meno un guasto elettrico o meccanico. Intanto, lunedì 6 novembre ci sarà l'udienza di conferimento dell'incarico per gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Procura sul cuore dell'autista Rizzotto. Sarà la cardiologa Cristina Basso a eseguirli. Mentre dall'azienda ospedaliera di Padova rendono noto che la bimba di 4 anni rimasta gravemente ferita durante l'incidente è ancora in condizioni critiche ma stabili. E questo, ha commentato il direttore generale del BEN, è buon segno per poter avviare un percorso di risveglio. Serata di paura nel parcheggio del centro commerciale Tiziano a San Biagio di Callalta. Un 35enne senegalese per futili motivi è stato accoltellato, fermato e denunciato per lesioni un 18enne. I carabinieri stanno cercando di ricostruire il grave fatto di sangue avvenuto nel parcheggio del centro commerciale Adolmi di San Biagio di Callalta. Una violentissima lite fra più persone degenerate in poco tempo e che poteva trasformarsi in tragedia. A terra è rimasto un 35enne senegalese colpito ad un fianco da un corpo contundente, probabilmente un coltello. Arma che i militari non hanno ancora trovato. A dare l'allarme alcuni cittadini di passaggio che hanno assistito alla scena. 2 le pattuglie arrivate sul posto proprio mentre una macchina a velocità sostenuta si stava allontanando. Una fuga durata qualche minuto perché la vettura è stata fermata poco distante. All'interno una giovane risultata estranea alla vicenda ed un 18enne nato a Treviso ma di origini moldave, sanguinante con varie ferite. Il ragazzo è stato denunciato per lesioni. Il 35enne, portato con l'ambulanza del SUEM 118 all'ospedale di Treviso, è stato ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Alla base della lite ci sarebbero futili motivi. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per identificare le persone coinvolte, da accertare infatti se la lite fosse scoppiata fra 2 persone oppure, come si pensa, siano implicati anche altri soggetti. Qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo con altre notizie di cronaca. Eccoci nuovamente in diretta, ancora cronaca, maxi operazione antidroga. Le indagini sono scattate dopo aver bloccato 2 ragazzi che spacciavano a Caorle. 29 indagati, 3 i trevigiani arrestati. Avevano scelto il mare in estate per spacciare sostanze stupefacenti. Le indagini dei carabinieri di Venezia e Treviso hanno portato alla luce una rete di giovanissimi che smerciavano hashish e cocaina lungo il litorale, soprattutto a Caorle. 29 le persone indagate in totale, 3 di loro sono minorenni, 26 sono stati denunciati e 3, tutti trevigiani del Monte Bellunese, 25, 21 e 19 anni, sono stati invece arrestati. In casa di questi ultimi, i militari dell'Arma hanno trovato diversi quantitativi di droga, 53 grammi di cocaina e 240 grammi di hashish. Non solo, ma anche materiale per il confezionamento della droga, bilancini e denaro in contante, tutto ovviamente sequestrato. A far scattare l'operazione il controllo quest'estate di 2 ragazzi trevigiani in vacanza a Caorle, che tra un bagno e l'altro spacciavano al mare. Nei giorni scorsi sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni dei ragazzi coinvolti, quasi tutti della provincia di Treviso, a parte un minorenne residente nel veneziano. Per la maggior parte gli indagati si conoscevano, qualcuno si riforniva della droga poi da smerciare, altri spacciavano piccole dosi, altri ancora quantitativi maggiori. All'operazione hanno partecipato anche militari di altri reparti dei comandi provinciali interessati, della stazione Carabinieri 51esimo Storno dell'Aeronautica Militare di Strana ed il nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia in provincia di Padova. I 3 minorenni, tutti 17enni, sono stati denunciati al Tribunale dei minori di Venezia.
E con il prossimo servizio torniamo sulla vicenda del 12enne picchiato a scuola. I genitori del ragazzino di soli 12 anni, accerchiato e picchiato da alcuni coetanei durante la ricreazione in una scuola media di Treviso, si presenteranno al comando della Polizia Municipale per sporgere denuncia. La conferma è avvenuta questa mattina quando i genitori, sentiti per telefono, appena si libereranno dai propri impegni familiari e lavorativi, verranno in comando, probabilmente anche con il figlio, per sporgere la prevista querela. Solo grazie alla querela potranno scattare le indagini e chiarire una vicenda che ha lasciato sotto shock insegnanti e ragazzi. È ancora da chiarire per quale motivo il giovane sia stato picchiato. Con la presentazione della querela, gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria del comando di Treviso potranno iniziare quindi le indagini, che sicuramente inizieranno con l'audizione della preside, degli eventuali testimoni, quindi degli insegnanti o di eventuali studenti, per capire esattamente cosa sia successo, se si è trattato di una rissa, se si è trattato di una colluttazione tra due persone e quali responsabilità possono emergere da queste indagini. I baby aggressori, se non hanno compiuto ancora 14 anni, nonostante la denuncia sporta dai genitori, non sono perseguibili penalmente. Non mancheranno però le azioni disciplinari dell'istituto scolastico. La morte di Don Davide Schiavon, direttore della Caritas Tarvisina. I funerali sono stati fissati per lunedì alle 11 in Duomo a Treviso. Sarà la cattedrale di Treviso ad accogliere la salma di Don Davide Schiavon per l'ultimo viaggio prima di tornare alla casa del Signore. La data del funerale è stata fissata per lunedì prossimo alle 11, ma la salma arriverà in cattedrale già alle 10 per consentire ai fedeli un momento di raccoglimento e preghiera. La funzione sarà celebrata dal vescovo di Treviso Monsignor Michele Tommasi, mentre il canale della diocesi trasmetterà la diretta streaming per permettere davvero a tutti di partecipare. Don Davide era stato cappellano a Martellago, a Nervesa della Battaglia e a Bavaria, poi parroco di Levada e Torreselle di Piombino Dese. Sarà tumulato però nella tomba dei parroci del cimitero di San Donà, comune che ha dato i natali a Don Davide e dove risiedono oggi la mamma e il fratello. E proprio i familiari sono arrivati oggi nella sede di via Venier, dove hanno trovato il conforto del vescovo ad attenderli. Il direttore della Caritas Tarvisina è stato trovato esanime ieri mattina da Don Adelino. Era riverso sul corridoio, vestito, stava uscendo per celebrare la messa di Ognissanti. Oggi, poco dopo le 14, nella sede della Caritas si è tenuto il Consiglio di Presidenza alla presenza del Vescovo. Un incontro necessario per capire a chi affidare la guida dei progetti, come gestire il delicato passaggio di consegne. Uno dei versanti che più stavano impegnando Don Davide, oltre a quello di dare dignità alle persone indigenti, era quello dei giovani e delle povertà educative. I ragazzi, aveva detto nell'ultima intervista rilasciata ad Antena 3, hanno bisogno di essere ascoltati. Attorno a loro troppa emarginazione. Ci si rassegna che qualcuno resti indietro, che non c'è più nulla da fare, e questo diventa poi un problema che rischia di creare delle piccole realtà che sono lasciate a parte, con dei piccoli apartheid, uso questo termine molto forte ma che non vuole essere di giudizio nei confronti di nessuno, ma che lascia però delle persone sole nelle loro fatiche, e questo crea disperazione. La prossima settimana con l'Assemblea delle Caritas parrocchiali si sarebbero chiuse le celebrazioni per i 50 anni della Caritas diocesana. Sport, rugby, da martedì i Leoni del Benetton hanno ripreso ad allenarsi in Ghirada, archiviata la quasi vittoria finita con il pareggio casalingo contro i campioni in carica di Munster. I ragazzi di coach Bortolami si proiettano verso la prossima sfida, sempre in casa. I biancoverdi attendono la squadra sudafricana dei Lions domenica a Monigo. Ad analizzare la prossima gara, la situazione del Benetton e anche le sue condizioni fisiche è Edoardo Padovani. Sentiamolo. Il pubblico davvero è il nostro uomo in più, e domenica appunto nelle fasi concitate della partita l'abbiamo sentito molto, quindi speriamo sempre di rendere orgogliosi i nostri tifosi con queste prestazioni, e sicuramente contro Lions ci servirà sicuramente quell'uomo in più, ma sicuramente servirà a fare una prova addirittura migliore di quella di domenica. Il trend è molto positivo, c'è un po' di rammarico ovviamente, ma è giusto che sia così, come abbiamo già detto anticipatamente domenica, però siamo sulla strada giusta, restiamo positivi. Sono andate bene molte cose, la fisicità per 80 minuti è stata sempre lì, abbiamo difeso molte fasi
nei nostri 22 senza subire punti. Chiaramente ci mancano gli ultimi minuti, i minuti finali per un po' di magari migliorare un po' l'esecuzione sulle cose che possiamo controllare noi. Fisicamente mi sto sentendo bene, chiaramente è ancora un processo, visto che è stata la mia terza partita, più o meno 200 minuti nelle gambe, quindi serve ancora del tempo, ma sto con i fisioterapisti, con gli SNC, stiamo facendo un ottimo lavoro e sono molto soddisfatto. Ed ora le notizie dal Bellunese. Anche nel Bellunese in primo piano l'allerta rossa per il maltempo. Nel pomeriggio decisa la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutta la provincia. Riunione del centro di coordinamento soccorsi in prefettura, mentre nella quasi totalità dei comuni bellunesi sono stati aperti i COC e mobilitate le squadre della protezione civile. D'intesa con l'unità di crisi regionale abbiamo deciso di chiudere le scuole, quindi la decisione è stata presa. Di norma invitiamo i sindaci a valutare se chiuderle o meno. Bene, l'assessore regionale Bottaccin e il prefetto di Belluno hanno deciso di chiudere le scuole. La situazione è critica, molto critica, il livello di massima allerta a causa dell'evoluzione delle condizioni meteo in peggioramento almeno fino alla mezzanotte di oggi, con una coda di maltempo che durerà per quasi tutta la giornata di domani. Attorno alle 15 di questo pomeriggio, al termine della riunione dell'unità di crisi della protezione civile regionale a Marghera, da Palazzo dei Rettori è partita la lettera inviata a tutti i sindaci della provincia di Belluno e al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. La ratio è facilmente comprensibile: evitare un via vai di auto, di scuolabus sulle strade talune soggette anche a frane, colate detritiche e a possibili incidenti. Quindi a scopo cautelativo, ma vogliamo tutelare la sicurezza dei bambini, degli studenti, ma anche del personale che va a lavorare nelle scuole. Diverso il discorso per i lavoratori delle aziende private, anche se nel pomeriggio il direttore di Confindustria, Andrea Ferrazzi, si è sentito con il prefetto. Abbiamo concordato, io fortemente lo raccomando, quindi raccomando che cosa? Massima prudenza, ma non posso prendere ovviamente una decisione al posto di un imprenditore, e quindi quell'imprenditore di quell'impresa la cui via di accesso è per esperienza oggetto di colate detritiche o di frane, farebbe bene a chiudere i battenti. In tutti i comuni sono stati aperti i COC ed è stata allertata la protezione civile per il monitoraggio del territorio. Alle 16:30 il prefetto Savastano ha convocato il CCS per valutare il quadro della situazione e disporre gli interventi se si renderanno necessari. La tempesta Charan, così è stato denominato il ciclone che ha già causato danni in molte regioni d'Europa e che da questa mattina ha investito il nord Italia, porterà il rinforzo dei venti e piogge intense. Già nella mattinata si sono verificati piccoli smottamenti e colate di detriti a Schiucazza in Alpago e in zona Tras vicino al Miralago di Pieve di Cadore. Mattinata di cerimonia quella di oggi presso il cimitero di Prade per ricordare i caduti in guerra. Affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora oggi insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Cimitero di Prade, autorità militari e civili, associazioni combattentistiche ed arma di fronte a un altare. Una mattinata di sentimenti intensi rivolti ai caduti di tutte le guerre. Preghiere che si alzano al cielo in un giorno in cui il mondo vive di nuovo la guerra come dura quotidianità. Il ricordo loro, la preghiera per loro, il pregare per la pace, che credo che sia la cosa più importante che noi possiamo fare, credo che sia veramente di una attualità veramente all'ordine del giorno, sia per il conflitto in Ucraina e in Russia, un po' dimenticato adesso, e poi soprattutto in Terra Santa, che è veramente una pena nel cuore. Poi le deposizioni delle corone di fiori, a cominciare da dove sono ricordati i caduti di tutte le guerre e di tutte le nazioni. Un corteo silenzioso e composto che poi si è spostato per posare un mazzo di fiori al cippo commemorativo degli esuli istriani, fiumani e dalmati.
In Istria gli italiani venivano gettati nelle foibe, mentre nella Dalmazia venivano messi su una barca e portati ad andare a negare al largo. Quindi c'è una tragedia e questa associazione ricorda sia l'esodo dei 350.000 italiani che sono dovuti andare via dalle loro terre e anche le vittime di tutti quanti i massacri fatti da Tito. Infine, la deposizione di una corona di fiori presso il monumento dei caduti austro-ungarici. E fa pensare vedere i militari italiani rendere omaggio proprio a quelli che allora furono i nostri nemici. Un gesto di pace profondo, in un momento in cui invece il colore delle diverse divise è tornato in maniera inaccettabile e drammatica ad essere motivo per uccidere e per morire. I lavoratori di Dolomiti Bus hanno bocciato l'ipotesi di accordo presentata dall'azienda che prevedeva un aumento lordo degli stipendi pari a poco più di 160 euro al mese, spettanti solo se in attività e quindi ad esempio non nel periodo delle ferie o della malattia. Le maestranze hanno condiviso le perplessità già evidenziate da CGIL e UIL, cioè che la situazione grave vada affrontata con interventi strutturali e ponderati e non con soluzioni improvvisate e temporanee. CGIL e UIL ritengono che solo con una programmazione definitiva l'azienda riuscirà ad arginare la fuga di autisti e al contempo diverrà più attrattiva per colmare l'organico perso a causa delle innumerevoli dimissioni. Diversamente il problema di Dolomiti Bus nei prossimi mesi e anni non potrà che aggravarsi e questo purtroppo, ribadiscono CGIL e UIL, sia per i lavoratori che per gli utenti e cittadini della provincia di Belluno. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo ancora che dalle 21:15 partirà la nostra edizione straordinaria con tutti gli aggiornamenti sull'ondata di maltempo che sta investendo la nostra regione. Torneremo poi in diretta ancora domani mattina a partire dalle 8. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. L'intensa perturbazione che ha portato maltempo e venti burrascosi sul nostro territorio abbandona l'Italia. Lo scenario resta comunque piuttosto movimentato. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 3 novembre evidenzia una situazione instabile. Nel complesso avremo fenomeni da diffusi a sparsi anche a carattere di rovescio, meno probabili sul veneziano e sul rodigino. Piogge in diradamento con il passare delle ore. Forti venti di libeccio e temperature sostanzialmente stazionarie. Minime infatti comprese tra 5 e 8 gradi, massime tra 11 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo piogge estese, anche temporalesche e intense, alternate a locali schiarite. Sulla costa mareggiate e possibile acqua alta. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni piuttosto diffuse, con il passare delle ore via via più rare. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.